La parola donna è una parola che non rimanda all'universalità, a differenza della parola uomo che ci rappresenta e ci esprime epoche storiche, pensiero, riflessioni, filosofia. Partiamo proprio da questo nome che in realtà ci fa venire alla mente una persona che svolge le pulizie in casa. Questo è la parola donna, ci dimostra niente altro che nella storia dell'umanità, appunto umanità, il genere femminile non esiste, il genere femminile non ha valore, il genere femminile non ha pensiero e non trasmette la rappresentazione di alcun potere simbolico o culturale. Questa è la storia della umanità e della femminilità allo stesso tempo. Noi apparteniamo ad un genere, noi donne, a un genere che ha una costellazione di divieti dietro le spalle, nel presente e davanti a sé. E sono questi i divieti che hanno una struttura simbolica millenaria, a partire dalla religione, dalla mitologia. E quindi la parola donna richiede necessariamente, per comprendere il significato, lo spessore della violenza di genere che viene praticata dagli uomini nei confronti delle donne, ha bisogno di capire qual è la struttura culturale millenaria, appunto, in cui i diritti sono declinati al maschile, rappresentando che quel genere in realtà dietro di sé ha una universalità. Ma non è così. Nell'Università di Harvard fino al 1967 le donne non potevano entrare dalla scala principale per andare in biblioteca o per partecipare alle lezioni dell'università. Ecco, questa è la storia di un diritto nel quale alle donne era tutto consentito, senza preclusioni. Arriviamo quindi all'oggi. L'oggi non è altro che il frutto di ieri e di questa montagna simbolica che si è tramandata da generazioni, in cui quindi la violenza contro le donne ha uno statuto di ordinarietà e naturalità. E grazie alla Convenzione di Istanbul, grazie alla Costituzione italiana, tutto questo finalmente viene smontato proprio grazie al diritto e a una sua nuova interpretazione. Professionalità. Tecnologia. Flessibilità. Omofobia. Prostituzione. Salute. Persona. Schiavitù. Responsabilità. Essere umano. Animale. Potere. Divorzio. Libertà. Straniero. Pena. Scuola. Identità. Valore. Matrimonio. Inclusione. Famiglia. Politica. Bambino. Donna. Anziano. Anziana.